Hanno una forza incredibile questi giovani che indossano la maglia della Juve e dell'Inter. Il destino però ha voluto farli nascere in Sierra Leone nel pieno di una guerra civile. Non mollano perché a dare loro il supporto ci sono 3 padri missionari dei Giuseppini del Murialdo in contatto con Around Us Onlus, un'associazione nata nel 2012 a Monastier nel Trevigiano e che lì, grazie al coordinamento del presidente Massimo Dal Bianco, ha costruito scuole, ospedali, pozzi e che periodicamente con i suoi medici, tutti gratuitamente, va nel paese africano a curare e a portare attrezzatura sanitaria. Sono ragazzi che hanno avuto l'amputazione di una gamba o di un braccio. È un progetto non solo dell'Around ma in maniera specifica di mio marito, che ha voluto fornirli di materiale, sono le scarpe, le tute. Noi cerchiamo di portare tutto ciò che manca, quindi praticamente tutto, dai sussidi sanitari che possono essere medicinali o le garze, gli aghi, qualsiasi cosa riusciamo a portare, che ci è permesso portare, viene caricato nella valigia di supporto che viene data al passeggero e quindi arriviamo con già del materiale. I nostri medici hanno praticamente le 2 settimane in cui si fermano organizzate per effettuare tutti gli interventi. Si pagano il viaggio e si portano il materiale per operare, ma anche danno anche un contributo per quello che mangiano e quindi per la loro permanenza lì. Quando nel 2014 scoppiò l'epidemia di Ebola furono i padri missionari a lanciare per primi l'allarme in Italia. Da Monastier partirono subito container di sussidi sanitari ma anche oggetti di prima necessità che non si riusciva a trovare in loco. Mancava tutto: maschere, siringhe, disinfettanti, stivali di gomma, carta igienica, materassi. Da quel momento Around Us Onlus ha deciso di prendersi a cuore un altro importante progetto: aiutare le famiglie e soprattutto i molti bambini rimasti orfani, e continua a farlo organizzando eventi il cui ricavato va in Sierra Leone. Un concerto per raccogliere fondi da inviare agli orfani di Ebola si terrà con il patrocinio del Comune di Treviso venerdì 26 maggio alle 20:30 al Tempio di San Nicolò a Treviso. È una iniziativa meritoria, seria, e i fondi raccolti attraverso peraltro un concerto che sarà veramente un grande concerto verranno destinati proprio a queste popolazioni, a questi giovani colpiti dall'Ebola in Sierra Leone. Si esibirà probabilmente la formazione corale più numerosa attualmente presente nel territorio e lo farà a titolo completamente gratuito, dimostrando la profonda sensibilità e umanità nei confronti di questi bambini sfortunati. È la Big Vocal Orchestra, una grande orchestra vocale che conta fino a 200 voci.